Buongiorno in diretta con Focus TG, tanta cronaca anche oggi da tutte le nostre province. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto, sono fatti di cui ci occuperemo in questa edizione del TG. Massimo Zen e la grazia concessa dal presidente Mattarella, regalo per l'anniversario di matrimonio, dice la moglie Franca Berto, andremo a prenderlo con gli amici. E poi l'attacco con i droni alla Freedom Flotilla Coalition. Un veronese racconta l'assalto, danneggiate le vele e l'udito perché si è trattato di bombe sonore sganciate dai droni. Un'altra notizia del Corriere del Veneto, un padre che ha insultato la figlia di 11 anni, sei una cicciona, fai schifo, questo è un reato e l'uomo è stato condannato. Sentiremo tra poco la nostra intervista alla moglie di Massimo Zen, l'ex guardia giurata, alla quale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri ha concesso la grazia. Massimo Zen ha 54 anni, nel 2017 sparò e uccise a un rom che uccise un ladro che era in fuga a Vedelago. Zen era stato condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio volontario. Dopo aver intercettato via radio i carabinieri all'inseguimento di una banda responsabile di colpi ai bancomat, Zen posizionò la sua macchina in modo da bloccare i malviventi, sparando 3 colpi e uccidendo uno dei banditi. La grazia parziale concessa dal Capo dello Stato ha estinto 3 anni e 3 mesi di pena. Il Presidente, si legge nella nota del Quirinale, ha tenuto conto del parere favorevole espresso dal magistrato di sorveglianza, del risarcimento del danno e delle condizioni di salute del condannato. A Zen rimarrà da espiare una pena non superiore ai 4 anni di reclusione, limite che consente al Tribunale di sorveglianza la possibilità di applicare l'affidamento in prova al servizio sociale. Ieri sera la moglie di Zen in diretta a Focus ci ha rivelato in esclusiva che per il risarcimento alla famiglia del bandito ucciso sono stati pagati 500.000 euro, pagati non dalla famiglia che non avrebbe avuto la possibilità, ma dall'azienda Battistolli, l'azienda per la quale l'ex guardia giurata lavorava. La cronaca, ancora cronaca nera, non voleva lavare i piatti e per questo ha minacciato di morte il fratello con un coltello e un 21enne è stato allontanato con un provvedimento dalla sua abitazione. Minaccia a morte il fratello. Un 21enne è stato per questo allontanato da casa. È successo nel quartiere di Mortise, a Padova. Un giovane di origine ghanese è stato allontanato d'urgenza dall'abitazione in cui viveva col fratello dopo averlo minacciato con un coltello da cucina al culmine di una violenta lite. Il motivo? Non voleva lavare i piatti. A chiamare i carabinieri è stato il fratello maggiore di 31 anni che si è rifugiato sul terrazzo e ha contattato il 112 denunciando le minacce di morte. L'intervento dei militari del nucleo radiomobile ha permesso di ricostruire rapidamente la vicenda e identificare l'aggressore ancora presente nell'appartamento. Su disposizione della procura è stata subito eseguita la misura di allontanamento d'urgenza. Il giudice ha poi convalidato il provvedimento applicando la misura cautelare dell'allontanamento. Torniamo sulla notizia delle forze dell'ordine che hanno sgominato la banda che aveva compiuto violente rapine in tabaccherie e supermercati tra Ponzano, Altivole, Villorba e Treviso. 3 i fratelli che sono stati arrestati, 3 fratelli Garbin, dei giostrai e un quarto complice, Donovan Locato. Sentiamo. Con un atteggiamento proprio tipo Far West, sa, con quelle, ci ha intimato tutti di stendersi per terra e avvertito che si trattava di una rapina. A loro interessavano solo i soldi. 6 colpi, dalla rapina alla tabaccheria del 30 dicembre scorso a Merlengo di Ponzano all'irruzione in una salumeria di Villorba il 14 gennaio, passando per Oderzo, Altivole e Treviso. I carabinieri della compagnia di Conegliano hanno sgominato una banda di giostrai composta da 3 fratelli Garbin di 29, 34 e 42 anni e dal loro complice il 36enne Donovan Locato, che tra fine 2024 e inizio 2025 era diventata l'incubo dei commercianti della marca e dei loro clienti.
Volevano le chiavi della cassa e puntandomi la pistola alla tempia. In quel momento volevo anche reagire, dite verità, però c'era sempre lei come ostaggio, cioè non mi sono sentito di reagire. Al CRAI di Altivoli si erano presentati con un Kalashnikov che tuttavia non è stato rinvenuto nel corso delle perquisizioni, e poi la tabaccheria di Piavon e 2 supermercati Prix. Il loro modus operandi li ha traditi. Utilizzavano una macchina rubata solitamente nell'ambito della giornata, che poi scortavano con delle macchine pulite che lasciavano a poca distanza dagli obiettivi. Quindi una volta commessi i reati lasciavano la macchina rubata, riprendevano le proprie auto, e questo ci ha consentito appunto di tracciare un po' i loro movimenti e comprendere anche quello che era il loro modus operandi. Le ordinanze di custodia cautelare, 3 in carcere e 1 ai domiciliari, a carico dei 4 giostrai, sono state eseguite nelle scorse ore. Il 29enne e il 33enne si trovavano già in cella. Nel 31 luglio abbiamo proceduto alla esecuzione di 2 misure cautelari, sempre per 2 rapine commesse ad Altivole e a Paese, a 2 farmacie con le medesime modalità. Rapina aggravata e porto abusivo e detenzione di armi le ipotesi di reato a carico della banda, ma anche un episodio di incendio doloso di una Porsche Cayenne rubata a Boara Pisani, in provincia di Rovigo, utilizzata per più rapine. Una volta che hanno capito che eravamo sulle loro tracce, per dissimulare, per cancellare le tracce della loro presenza e per evitare che se arrivassimo a loro, hanno bruciato la macchina. Uno dei 4 ha cercato di scampare all'arresto nascondendosi sotto il letto all'arrivo dei militari. Nomi già ampiamente noti alle cronache, quelle dei Garbin, così come Locato, figliastro di Alex Lucchesi, il 54enne che a febbraio in una gelateria di Chiarano aveva sparato al genero ferendolo. L'arma utilizzata era stata successivamente trovata proprio in possesso di Locato. Servizio di Lina Paronetto, vediamo anche il colpo in una pizzeria di Castelfranco, dove un ladro è stato tradito da una teglia di parmigiana e per questo arrestato in flagranza di reato. Si tratta di un 30enne marocchino sbandato, caccia al suo complice. Lo hanno trovato letteralmente con le mani nella parmigiana il ladro che nella notte accanto a un complice ha fatto irruzione alla pizzeria La Favorita di via Rizzeti a Castelfranco, poche centinaia di metri in linea d'aria dal salotto buono della città. È stata la gola infatti a far attardare un 30enne marocchino con precedenti specifici nulla facente, mentre il compagno che era con lui, evidentemente meno goloso e più guardingo, si è dato la macchia. Ma andiamo con ordine, è notte profonda quando la coppia si introduce nel locale scardinando le finestre sul retro, prontamente sostituite dal giovane titolare 36enne. Una volta dentro in saccoccia finiscono 2 tablet e del fondocassa, ma anche dei sacchi di surgelati, gamberi, pesce e funghi, e poi quella teglia di parmigiana appena preparata, buona anche fredda. Fatto sta che l'effrazione viene notata da un carabiniere libero da servizio che abita nel condominio e che avvisa i colleghi, che piombano su via Rizzetti. Il 30enne viene bloccato, per l'altro è caccia aperta. La refurtiva, per un valore di circa 1.000 euro, è consegnata al gestore che, se da un lato preferisce non rilasciare dichiarazioni, dall'altro ringrazia i militari dell'Arma per il pronto intervento. A parlare è il vicino, il titolare del bar 3.2. La situazione era tranquilla, era una serata dove eravamo concentrati sul maltempo, che era Castelfranco, quindi non mi sono accorto di momenti strani. So che in zona ci sono ritrovi di persone, so che ci sono di problematiche in zona, di persone che girano e fanno un po' di confusione, diciamo. Hanno approfittato comunque di una Castelfranco semivuota o in allerta per fare questo colpo. Sicuramente bisogna aumentare un po' le misure cautelari delle forze dell'ordine per rafforzare un po' il sistema. Più controlli o azioni mirate dove si sa che ci sono già delle situazioni pericolose, diciamo. Quanto agli appetiti, se davvero la questione fosse solo la gola o peggio la fame, Alessandro non si tira indietro e non manca di ironia. Se le persone sono così, hanno bisogno di un piatto più pronto, noi siamo sempre stati disponibili a offrirglielo anche come gestori dei locali, non siamo mai stati dritti e precisi, quindi c'è disponibilità da parte nostra anche aiutare la socialità di Castelfranco, non serve fare certe cose per ottenere qualcosa. La grazia concessa a Zen, come dicevamo, abbiamo parlato ieri a Focus perché la notizia è arrivata proprio ieri sera. Monica Smidlerle oggi abbiamo intervistato nuovamente la moglie di Massimo Zen, Franca Berto. Sentiamo cosa ha detto.
Siamo con Franca Berto, la moglie di Massimo Zen, la guardia giurata in carcere a Verona, condannato a 9 anni e 6 mesi per l'omicidio di un ladro in fuga accaduto nel 2017 a Barcon di Vederago. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato la grazia parziale e ha estinto 3 anni e 3 mesi di reclusione. Questo permetterà a Massimo Zen di uscire dal carcere. Allora, signora Zen, come ha preso la notizia? Quali le emozioni? Che cosa si sente di dire in questo momento? Allora, la notizia l'ho presa dall'avvocato mentre stavo tornando da Verona in macchina e niente, subito non ci volevo assolutamente credere, ho dovuto ripetermelo 2 o 3 volte, mi sono fermata e sono scoppiata a piangere. Era abbastanza normale, insomma. Ancora adesso comunque non ci credo, continuo a guardare i messaggi, a guardare tutto, ma veramente non ci credo neanche ora. Avete combattuto tanto. Lo vedrò. Senta, tra l'altro la notizia, la firma della grazia da parte del Presidente della Repubblica è arrivata ieri, nel giorno del vostro anniversario di matrimonio, 11 anni. Penso che il regalo più bello non potevo desiderare. Ieri mattina mi erano arrivati dei fiori bellissimi che Massimo mi ha fatto pervenire attraverso degli amici, come ogni anno, non si è mai dimenticato. Mi ha telefonato alle 2 per farmi gli auguri e veramente ieri sera il regalo spettacolare. Grazie di cuore. Ha sentito Massimo? Sì, ieri sera l'aveva saputo anche lui dalle guardie carcerarie che avevano visto il telegiornale, gliel'hanno detto e non ci credeva, però insomma ci siamo parlati finalmente ridendo e non con la pesantezza delle altre volte. Che cosa vi siete detti, se possiamo saperlo? No, niente di particolare. Lui mi ha detto hai sentito? Io ho detto hai sentito? Gli fa sì, ma domani mi porti sulla biancheria, vero, quando vieni al colloquio? Cioè, quindi veramente non abbiamo neanche speso una parola, eravamo increduli tutti e due. Senta Franca, oggi lei andrà a Verona in carcere, quindi lo incontrerà. Oggi era uno dei colloqui programmati, alle 4 sarò su in carcere a Verona insieme con suo figlio, fra parentesi che è mesi che lui non vede perché era via all'estero per lavoro, quindi oggi veramente festeggiamo in famiglia. È una rinascita per la vostra famiglia in qualche modo? Sì, veramente usciamo da un periodo veramente buio. Abbiamo lottato, però è stata dura. Penso che ci abbia fortemente pesato e cambiato. In positivo o in negativo? Per me è in positivo e spero che anche Massimo sappia cogliere questa opportunità di dire innanzitutto cogliamo l'attimo di ogni giorno e viviamolo appieno e dopo comunque di sapere stare con gli amici, con la famiglia, con chi veramente vale e serve, lasciar perdere tutto il resto che non ha senso. Appena sentito l'avvocato, che cosa succederà adesso? Perché l'estinzione di parte della pena prevede la possibilità di affidamento ai servizi sociali. Sì, adesso l'avvocato appunto mi ha appena detto che lui sta preparando l'istanza e vede di depositarla entro questa sera. Poi contava di sentire il magistrato di sorveglianza per cercare insomma il più presto di avere un affido ai servizi sociali. So che anche il sindaco di Cittadella Luca Pirobon si è speso in questo, nel senso che già a suo tempo lui aveva espresso la volontarietà insomma dell'amministrazione di Cittadella di farsi carico di Massimo per i lavori socialmente utili. E quindi insomma spero che la parte burocratica sia abbastanza celere. Non avete idea delle tempistiche? No, non ce le abbiamo. Abbiamo tenuto duro per 826 giorni, terremo duro per un altro po'. C'è stato un momento particolarmente difficile, più buio? Sicuramente la prima volta che ci è stata rifiutata la grazia, lì è stata una bella mazzata. Adesso che doveva fare delle cure dentarie che non riuscivamo a trovare il sistema per farlo venire a casa e in ultima la settimana scorsa quando è venuto a mancare il cane di Massimo che per lui era una fonte di sostegno. Lì diciamo che ho avuto un po' paura che lui mi crollasse
perché io fuori comunque potevo sfogarmi con chiunque. Ricordiamoci sempre che uno che è dentro in carcere non ha nessuno con cui parlare, è solo. Da qui in avanti come vede la sua vita? Io pian pianino spero di tornare a quella che era prima, con una consapevolezza in più, che a tutti noi può succedere in qualunque momento di finire in un baratro, e quindi, se mi sarà possibile, penso continuerò a supportare questo mondo carcerario. Grazie alla signora Franca Berto e alla nostra inviata Monica Smidere. Vediamo Joe Formaggio che ha festeggiato la notizia della concessione della grazia insieme a Graziano Stacchio, il benzinaio che, ricorderete, a Ponte di Nanto affrontò un comando armato. Vediamo. Signori, grande festa a Nanto. Mattarella ha appena firmato la grazia per la Guardia Giurata Zen. Dal Veneto una grandissima vittoria. La difesa è sempre legittima. Evviva! Quindi un brindisi di Joe Formaggio con Graziano Stacchio. Andiamo avanti con la cronaca, torneremo sulla grazia Massimo Zen più tardi, sentendo l'avvocato Fabio Crema. Adesso andiamo a Belluno, in diretta da Tiziana Bolognani e da Tommaso Migot per la parte tecnica, perché le Fiamme Gialle hanno scoperto una società che ha evaso l'IVA per quasi 1 milione in diretta. Tiziana Bolognani. Sì, direttore, buongiorno. Hai detto bene, in questo momento ci troviamo nella sala stampa del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Belluno. Al mio fianco il comandante provinciale, il colonnello Roberto Azzori, per parlare di questa importante attività di intelligence che certamente si inserisce in un quadro più ampio di controllo, di accertamenti del territorio che sono stati intensificati in questi ultimi tempi proprio per contrastare l'ingresso di malintenzionati e quindi di malavita in vista delle Olimpiadi oramai imminenti Milano-Cortina 2026. Colonnello, quando è iniziata questa indagine, che cosa avete scoperto? Allora, questa indagine è iniziata nel gennaio di quest'anno, è durata per diversi mesi, è un'attività di polizia economico-finanziaria e rientra in ambito dei nostri compiti istituzionali di contrasto all'evasione fiscale e a ogni forma di abusivismo, con particolare riferimento al settore alberghiero e extraalberghiero. In questo caso si è trattato di una società che fondamentalmente svolgeva il ruolo di property manager e che quindi svolge intermediazione tra i locatori ed i clienti e a seguito dell'analisi documentale, dell'effettuazione di numerosi questionari a clienti, oltre 100, dell'analisi dei siti OTA, quindi Airbnb, Booking, Expedia e tanti altri, e attraverso ulteriori attività di incrocio di dati tramite le banche dati del corpo siamo riusciti ad individuare un'evasione IVA significativa per il territorio, parliamo di 670.000 euro, sostanzialmente derivante dal fatto che non è stata applicata l'imposta, che invece è stata considerata scorrettamente come esente, per dei servizi accessori che venivano forniti ai clienti. Ecco, questi servizi, tanto per capire di che cosa stiamo parlando, riguardano le pulizie extra dei locali, cambi extra di biancheria, lenzuola, asciugamani, la fornitura di pasti, un giro d'affari che voi avete stimato e accertato in 6.700.000 euro. Esattamente, questi sono i termini e la cifra del nostro intervento. Si tratta di una serie di prestazioni ausiliarie e accessorie
che proprio come tali non rientrano nel regime di esenzione dell'IVA e quindi devono scontare l'imposta. In alcuni casi si trattava dei late check-in o late check-out, di noleggio di biciclette oppure di fornitura di buoni presso esercizi convenzionati o forniture di pasti, e quindi altri servizi di questo genere che denotano un'attività tipicamente imprenditoriale che come tale deve essere soggetta all'imposta sul valore aggiunto. L'imposta, il periodo accertato dell'evasione dell'imposta va dal 2019 al 2024. Questo, colonnello, insegna a tutti, e in questo caso stiamo parlando di una società immobiliare di Cortina d'Ampezzo, insegna a tutti che quando ripetutamente in questi mesi si dice che l'attenzione resta alta soprattutto per evitare infiltrazioni della malavita nelle zone della provincia di Belluno e soprattutto attorno a Cortina, non è un modo di dire, ma è una questione reale, vero? Esattamente così, e ci tengo a precisare che si tratta comunque di violazioni fiscali che non hanno avuto dei risvolti da un punto di vista penale, ma che prevedono delle sanzioni amministrative di una certa rilevanza, 70% dell'imposta evasa, e quindi può superare in questo caso 450.000 euro. Non parliamo in questo caso di infiltrazioni sul territorio ampezzano da parte della criminalità organizzata, ma si tratta di una attività di polizia economico-finanziaria che, assieme a tutte le altre funzioni svolte dalla Guardia di Finanza di Belluno nel settore della spesa pubblica, nel monitoraggio dei grandi appalti, nel verifica della legittima percezione dei finanziamenti, rientrano in questo quadro di monitoraggio che stiamo effettuando ormai da tempo e che si intensifica sempre di più man mano che ci si avvicina a questo importante evento olimpico e paralimpico internazionale. La ringrazio, comandante, ringraziamo il colonnello Roberto Azzori. Dalla sala stampa del Comando Provinciale della Guardia di Finanza è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Tiziana Bolognani e a Tommaso Bigotto. Adesso andiamo a Treviso, sempre per la concessione della grazia a Massimo Zen, davanti al Tribunale vedo Lina Paronetto con il difensore della famiglia del bandito che era stato ucciso, l'avvocato Fabio Crea. A te, Lina. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, ringrazio come sempre l'avvocato Fabio Crea che all'epoca assisteva la famiglia di Manuel Maior e che è rimasto ucciso appunto in quella drammatica circostanza. Avvocato, innanzitutto un commento alla concessione di questa grazia parziale. Come ho già dichiarato sulla carta stampata stamattina, è una decisione del Presidente della Repubblica e ovviamente, come tutte le decisioni del Presidente della Repubblica, si registrano e si rispettano, non si commentano, è una decisione discrezionale, certamente in linea con quelli che sono i principi del nostro codice penale, perché la parziale grazia è stata concessa per gravi motivi di salute, quindi questo rientra in quei principi normativi della incompatibilità carceraria. Resta la sostanza però di quella condanna, lei ha tenuto a sottolineare questo. Sì, l'accertamento della responsabilità penale di Zen per omicidio volontario è stata accertata nel primo, in secondo e davanti alla Suprema Corte di Cassazione in maniera costante, conforme, e quindi è stato sempre escluso che quella tesi difensiva di legittima difesa fosse reale, per cui è stata esclusa dai tribunali con una sentenza definitiva. E quindi, oltre alla soddisfazione chiaramente di aver ottenuto una condanna per omicidio volontario, ritengo che, così come io rispetto ovviamente e anche la famiglia la decisione del Capo dello Stato, altri rappresentanti delle istituzioni e ampia parte politica rispettino quelle che sono le sentenze definitive, perché sin da ieri ho visto, ho letto, anche stamattina
qualche mezz'ora fa ho letto dei commenti per cui si tenta di introdurre quasi un certo revisionismo dei fatti o revisionismo processuale, come se la grazia sia stata concessa perché Zan aveva agito in stato di legittima difesa e quindi ha ucciso un criminale. No, niente di tutto questo. Credo che sia necessario, e noi pretendiamo che tutti rispettino le istituzioni e quindi anche i giudizi dei tribunali e le sentenze definitive. Ecco, avvocato, anche da parte di esponenti del suo partito Fratelli d'Italia, lei che è anche esponente politico, ci sono state prese di posizione di questo genere. Gio Formaggio aveva invocato la grazia per Zan, motivandola appunto con una circostanza che legittimava la concessione della grazia. Allora, da qualunque parte politica provenga o sia provenuta una certa delle istanze di concessione della grazia, è da parte mia criticabile nel momento in cui l'istanza di grazia o la concessione della grazia sia stata strumentalmente individuata in una condizione di legittima difesa di Zan. Ciò era ed è inaccettabile, perché non è questo il fondamento della domanda di grazia e la concessione della domanda di grazia, e quindi da qualunque parte politica provengano queste che io ritengo essere strumentalizzazioni, le ritengo inaccettabili, compresi esponenti del mio partito, nei confronti del quale in un'altra trasmissione presso questa rete, direttamente con lui, avevo avuto modo di criticarlo in amicizia, ma io sono un tecnico e devo rappresentare quelli che sono gli accertamenti tecnici, e cioè gli accertamenti giudiziali definitivi che hanno sempre escluso qualsiasi azione di legittima difesa da parte di Zan. Ecco, un ultimo passaggio, avvocato. C'è stato anche un risarcimento, 500.000 euro, che ha pesato sulla decisione naturalmente della concessione di questa grazia parziale. Lei ha sentito i familiari di Maior? Sì, li ho sentiti ieri, il risarcimento c'è stato, direi, credo un anno fa, quindi a sentenza definitiva. Non è stato pagato dal signor Zan, è stato pagato dall'assicurazione dell'azienda per cui lavorava Zan, perché è stato commesso un omicidio volontario, un reato, nel momento in cui Zan lavorava era nell'ambito della propria attività lavorativa. Un altro elemento che mi permetto di sottolineare, perché anche questo più volte ritorna e ritornato, e ritengo che anche questo sia da correggere, perché l'opinione pubblica deve essere al corrente di quelli che sono tutti gli elementi normativi. Una guardia giurata non appartiene alle forze dell'ordine, quindi qualsiasi ipotesi di legittimo intervento, come è stato fatto di Zan, da parte di una guardia giurata, non è un intervento delle forze dell'ordine, e quindi credo che anche questo debba essere riportato nella realtà dei fatti e nella realtà normativa. Come hanno preso questa decisione del Capo dello Stato? Come me lo hanno accettato con il dovuto rispetto. A noi interessava quella che è stata la decisione dei tribunali, che hanno confermato l'accertamento di una responsabilità per omicidio volontario. Grazie all'avvocato Fabio Crea come sempre per la disponibilità. Noi con Nicoletta Rizzetto, direttore, ti restituiamo la linea. Grazie molte, grazie. Ne abbiamo parlato anche ieri sera a Focus, ovviamente con i nostri ospiti, sono arrivati centinaia di SMS e di WhatsApp. Sentiamo cosa ha detto l'assessore regionale Federico Caner. Di poter concedere questa grazia, anche perché stiamo parlando di una persona che ha pagato molto di più del dovuto, anche in termini economici, quindi una persona che da questo punto di vista ha dato tutto, è stato condannato a tanti anni, forse si è trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato, però come guardia giurata forse l'unico errore che ha fatto è di essersi un po' sostituito al ruolo, diciamo, no, delle forze dell'ordine, però ricordiamo che ha agito contro dei delinquenti, questo bisogna dirlo e ricordarlo. Ed è una persona che ha avuto anche problemi di salute molto gravi e, ripeto, ha pagato anche dal punto di vista economico, quindi ha risarcito, cosa che purtroppo non accade invece quando qualche delinquente entra nelle case e, oltre a, in certi casi, a togliere la vita a qualcuno, ma anche se non
toglie la vita a nessuno, comunque porta via dei valori e quando poi vengono presi non risarciscono nulla. Quindi Federico Caneri, ieri sera a Focus, la notizia arrivata ieri della scarcerazione di Renato Boraso. Il giudice gli ha revocato gli arresti domiciliari, ma non potrà lasciare il comune di Venezia. Non ho nulla da dichiarare, se insistete tanto mi costringete a fare altre azioni, non ho nulla da dichiarare. Come sta? Volevamo sapere come sta. Che hanno passato. Non vuole aggiungere altro, rispondendo dal citofono della sua abitazione a Favaro Veneto, l'ex assessore comunale alla mobilità Renato Boraso, coinvolto nell'inchiesta Palude, è tornato libero. Dopo 4 mesi rinchiuso nel carcere di Padova e 10 agli arresti domiciliari dove vive con la moglie e i figli. È libero, ma non potrà lasciare il comune di Venezia. Visibilmente dimagrito, Boraso è barricato in casa, non se la sente di rilasciare alcuna dichiarazione ai nostri microfoni. La decisione della revoca dei domiciliari è stata accolta dalla giudice per le udienze preliminari Franceschetti, dopo l'istanza presentata dall'avvocato difensore di Boraso Umberto Pauro a circa 15 giorni dall'udienza in cui il suo assistito ha patteggiato 3 anni e 10 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 308.000 euro recuperati dalla vendita della sua casa in montagna come risarcimento per le 12 accuse di corruzione contestate dalla procura. In questi giorni qualcuno l'ha visto muoversi per Favaro, piccole uscite, qualcuna col figlio per riprendere contatto con la realtà. L'ex assessore ha anche ottenuto il permesso di tornare al lavoro e ai lavori socialmente utili presso una cooperativa sociale. C'è chi però in paese pensa che Boraso, amatissimo a Favaro, non sia l'unico a dover pagare. Secondo lei c'è stato un accanimento giudiziario oppure? Ma forse nei confronti suoi anche sì. Perché ci sono dei soggetti che hanno preso delle pene maggiori e sono usciti prima. Ma per Boraso la vicenda non è conclusa. Ora lo attende la maxi udienza preliminare fissata per l'11 dicembre e che vede coinvolti, tra gli altri, il sindaco Brugnaro, il direttore generale del comune capo di gabinetto Ceron, il vice capo di gabinetto Donadini, il magnate cinese Won Chin, chiamati a difendersi da accuse di corruzione. Boraso non sarebbe coinvolto, secondo la procura, nel tentativo di vendita dei 41 ettari inquinati dei Pili, promettendo aumenti di volumi edificabili, ma avrebbe comunque avuto un ruolo nel far abbassare all'ufficio stime del comune il prezzo per la vendita di Palazzo Papadopoli Poereo, da 14 a 10,8 milioni di euro, palazzo poi acquistato nel 2019 dallo stesso Mr. Ching. Il caso della flottiglia diretta verso la striscia di Gaza, ieri è intervenuta la Premier Giorgia Meloni che ha definito irresponsabili coloro che partecipano a questa iniziativa, medicinali e viveri da portare alla striscia, con tutti i pericoli, ha detto la Premier, che questa operazione comporta. E ieri 300 studenti sono scesi in corteo, anzi sono scesi questa mattina a Padova, alla partenza dal piazzale della stazione, li hanno seguiti Chiara Gaiani e Andrea Benetti. È partito il corteo che dalla stazione di Padova porterà gli studenti dell'Unione Universitaria, molti studenti delle scuole superiori di Padova e anche la CGIL fino al portello. Un corteo che è stato organizzato in poche ore ieri pomeriggio dopo gli attacchi con i droni subiti dal Sumud Global Flottiglia. Come potete vedere allo slogan Palestina libera, stop al genocidio, tantissimi ragazzi con le bandiere della Palestina hanno invaso le strade di Padova. Un corteo che poi passerà lungo tutte le vie del centro storico, arriverà anche poi nella zona delle piazze per fermarsi al portello. I ragazzi, gli studenti sono stati molto chiari: stop al genocidio, l'Italia faccia una mozione, siamo pronti a tornare in piazza, siamo pronti a bloccare le università.
Quello che sta succedendo a Gaza richiede l'impegno di ciascuno di noi. In questo momento stiamo assistendo a uno dei crimini più grandi della nostra storia. Abbiamo sentito la necessità di scendere costantemente in piazza, soprattutto dopo gli attacchi illegali in acque internazionali che ha subito la Global Summit Flotilla, che sono un altro degli ennesimi attacchi ingiustificati fatti da Israele in questo momento. Noi come studenti abbiamo sentito la necessità di prendere una posizione e di richiedere fortemente che i governi, le istituzioni, i luoghi del sapere si impegnassero in protezione di Gaza e in protezione dell'equipaggio della flottiglia. Dopo oggi altri appuntamenti? Di sicuro dall'inizio della prossima settimana di nuovo i lavoratori hanno già detto che se succederà qualcosa alla flottiglia si scenderà in piazza, sarà sciopero generale, noi saremo a fianco dei cittadini e dei lavoratori e saremo pronti a bloccare l'università. Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Hai paura della guerra? Sì, molta. E ci sono tutti i presupposti per una guerra e la tensione in Europa e nel mondo sembra sempre di più avvicinarsi, anche secondo molti studiosi, alla tensione che caratterizzava il primo dopoguerra, appunto gli anni precedenti alla seconda guerra mondiale. Il cartello è chiaro, siete pronti a bloccare l'università? Sì, noi abbiamo bloccato in realtà già l'università in passato più volte, la risposta della rettrice è stata la repressione, i manganelli della polizia. Vogliamo però che la rettrice di questa università e tutti i membri della CRUI facciano pressione sul governo per un vero embargo militare a Israele. Quando bloccheranno la flottiglia, perché è fuori discussione che Israele lo farà, bloccheremo l'università come abbiamo fatto durante lo sciopero del 22. I popoli in rivolta! Viva la storia! Intifada! Viva la vittoria! I popoli in rivolta! Grazie molte ai nostri inviati alla manifestazione. Ieri sera ne abbiamo parlato anche a Focus, ovviamente, di questo problema della flottiglia, perché Giorgia Meloni ha detto noi non sosterremo diciamo, coloro che fanno parte di questa flottiglia se entreranno in acque territoriali israeliane. Come sapete, nel frattempo il ministro Crosetto ha mandato anche una fregata, e qualcuno dice più che una fregata è una fregatura per il governo, perché si parla proprio di un trappolone per l'esecutivo. Ma sentiamo cosa ha detto ieri sera, tra gli altri ospiti, il dottor Massimo Venturato. Nessuno, questo è il problema. Sono d'accordo con la professoressa che avete appena intervistato. Non è che ci sia, come dire, si protesti contro la protesta, cioè il diritto alla manifestare è un diritto sacrosanto, però guarda caso viene sempre strumentalizzato con molto favore. Lei ha citato tutti gli omicidi, il genocidio in Nigeria, ma potremmo citare anche altri conflitti mondiali molto pesanti che fanno meno notizie e quindi nessuno se ne preoccupa. Allora il ragionamento, giusto per tornare sulla politica, un conto è l'aspetto ideologico in termini di manifestazione, che va fatto in una certa maniera, va fatto in maniera composta, va fatta senza, non occorre disturbare gli altri o spaccare le vetrine, va fatta in maniera, come dire, sentita. Abbiamo avuto esempi anche in passato di movimenti pacifistici, ricordiamo fin degli anni 60 quelli del Vietnam, o contro, per essere più vicini, nel 2003 contro la guerra in Iraq, ma che ha mobilitato molte persone. Questo non vuol dire che uno deve assolutamente scendere. Poi l'iniziativa della flotilla, ora dire, giusto per essere chiari, uno fa quello che vuole nella vita, ma allora possiamo partire con un camper, andare in Ucraina perché siamo solidali all'Ucraina e pensare che il governo, se uno ci tira una bomba, ci venga a difendere? Cioè, voglio dire, non c'è un comportamento protesta che non può essere scellerato. Come dice la Meloni, non giustificata la responsabilità, quindi ingiustificabile. E Crosetto ha mandato la fregata Fasan semplicemente perché era in acque internazionali, quindi correttamente ha mandato la Fasan. Ma se fosse giustamente la Meloni a New York all'Assemblea dell'ONU insieme con Tajani dice dobbiamo trovare un sistema per fare un canale umanitario, benissimo, Cipro d'accordo con Israele per portare effettivamente aiuti umanitari. Ma
Questo era il dottor Massimo Venturato ieri sera a Focus. Adesso parliamo di politica veneziana. Andiamo in diretta a Mestre da Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio per la parte tecnica. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui per parlare di elezioni comunali a Venezia. C'è già un primo candidato sindaco, si tratta di Giovanni Andrea Martini, attuale consigliere comunale di opposizione per tutta la città Insieme, che oggi presenta la candidatura insieme alla coalizione con una candidatura civica, specifichiamolo. Sì, è appunto la coalizione che presenta il candidato, nel senso che non sia, e tra l'altro non è una corsa, diciamo, ad arrivare primi, ma ad arrivare sicuramente primi nelle elezioni comunali, nel senso che dobbiamo assolutamente liberarci di questo sindaco e di questa giunta e abbiamo bisogno assolutamente di un programma come quello che proponiamo, molto forte, per rigenerare e ripopolare soprattutto la città. Un programma che al centro vede la casa. Un programma che assolutamente al centro vede la casa a Venezia e la casa anche a Mestre, nel senso che a Mestre per esempio la desertificazione sta aumentando per le locazioni turistiche per esempio, e quindi noi abbiamo un programma molto forte su questi temi, sul tema poi del lavoro, sulla volontà di migliorare i trasporti che in città sono veramente in condizioni disastrose, di migliorare quella che è la situazione dell'ambiente, perché l'attacco all'ambiente è pesantissimo e quindi abbiamo queste tre liste sono come dire, si specificano proprio per queste caratteristiche di attenzione alla città. Ecco Martini, senta, che cosa accadrebbe, come vi comportereste in caso si arrivasse al ballottaggio? Ovvio che è presto per parlarne, insomma mancano ancora parecchi mesi, non ci sono ancora state le elezioni regionali, però non è così scontato che voi vi alleiate in quel caso automaticamente al centro-sinistra, perché? Assolutamente, intanto chiariamo che al centro-destra non ci alleiamo e che invece col centro-sinistra dobbiamo naturalmente a quel punto, quando arriveremo al ballottaggio, chiarire quali sono punti fondamentali che per noi sono irrinunciabili e quelli dovranno essere accettati, sia che vinciamo noi, sia che vinca il centro-sinistra, nel senso sia che il ballottaggio vada dall'uno all'altro, però insomma i temi su cui noi abbiamo puntato e punteremo la campagna elettorale, casa, lavoro, trasporti, sicurezza, sono quei temi su cui noi non transigeremo. Ecco bene, avete sentito, abbiamo già le idee molto chiare, si prevede non solo una campagna elettorale comunale, in questo caso molto accesa, ma probabilmente anche quello che accadrà dopo con appunto un eventuale ballottaggio. Io ringrazio Giovanni Andrea Martini, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio, il nostro operatore. Oggi in regia Francesco Ceron e Mattia Pizzaia. Andiamo avanti sempre con la cronaca. È stata chiusa dalla polizia una videolottery ad Este, sospetti sul flusso di denaro, 1 milione di euro al mese. I poliziotti della divisione amministrativa di Padova hanno chiuso una videolottery di Este che fatturava 1 milione di euro al mese, dopo che il TAR del Veneto ha dato ragione alla questura, confermando la legittimità della revoca della licenza. Dopo una prima sospensione del provvedimento, infatti, il TAR Veneto ha definitivamente sentenziato la legittimità dell'atto con cui il questore Marco Dorisi aveva disposto la revoca della licenza di una videolottery gestita da cittadini cinesi che si trova a Este. Il tutto era nato dall'indagine avviata dalla divisione polizia amministrativa su un volume di affari sospetto. Le transazioni registrate dal POS installato nell'esercizio pubblico infatti apparivano ingiustificate. Il POS aveva registrato operazioni di prelievo di denaro a favore dei clienti per 1 milione di euro al mese. La società aveva fatto ricorso al TAR ottenendo all'inizio di settembre la sospensione del provvedimento e aveva anche chiesto il risarcimento dei danni per il mese di chiusura. Ora invece il TAR, dopo il ricorso della questura, ha pubblicato la sentenza definitiva di primo grado con cui ha riconosciuto la piena legittimità della chiusura. Nella sentenza si legge come la questura abbia giustamente valutato il sospetto flusso di denaro perché riconducibile a un possibile riciclaggio. La società dovrà anche pagare 2.000 euro al Ministero dell'Interno e così gli agenti nelle scorse ore hanno chiuso la videolottery. Servizio di Federico Fosetti. Adesso andiamo in Friuli Venezia Giulia perché dei minori non accompagnati hanno partecipato e si sono imbucati in una festa musicale
il gestore li ha allontanati ed è scoppiata una rissa. Poi si è scoperto che una ragazzina aveva anche subito presunti abusi sessuali. Il questore ha chiuso il locale per 20 giorni. Francesco Pezzella. La festa musicale era finita con una maxi rissa tra minori stranieri non accompagnati e ragazzi italiani e una denuncia di violenza sessuale. A distanza di quasi 3 mesi dai fatti avvenuti nella notte tra il 4 e il 5 luglio scorsi, il questore di Udine ha firmato il provvedimento di chiusura per 20 giorni del locale adiacente alla superficie di volo di Premariacco di Casali Pasc. La motivazione della chiusura adottata dal questore sta proprio nei gravi fatti accaduti quella notte, quando un gruppo di minori non accompagnati, ospiti di un centro di accoglienza della provincia di Udine, si imbuca alla festa musicale organizzata dal gestore del locale, poi scoppia una rissa tra i minori stranieri ed altri ragazzi italiani, sembra per moleste e apprezzamenti ad una ragazzina. I minori scappano via quando avvertono in lontananza le sirene dei carabinieri in arrivo. I militari infatti non li trovano sul posto, ma raccolgono la segnalazione di un buttafuori che descrive i fatti e riferisce della violenza sessuale subita da una ragazza. La giovane, una 17enne, conferma e individua immediatamente i responsabili della violenza, che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Quella sera un'altra ragazza di minore età che partecipava alla stessa festa era finita in ospedale per aver consumato una quantità elevata di bevande alcoliche. Il passaggio dei minori non accompagnati aveva lasciato al locale anche una serie di danni. Picchiava e maltrattava la compagna da 1 anno ed è stato arrestato dai carabinieri dopo l'ennesimo episodio. La donna è finita in ospedale, è successo a Padova. I carabinieri della stazione di Sarmeola di Rubano hanno arrestato un 43enne residente a Limena, accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce ai danni della compagna convivente. I carabinieri sono stati allertati dai sanitari del 118 che durante la notte hanno richiesto il loro intervento in un'abitazione di Limena per una violenta lite tra 2 conviventi. Sul posto i militari hanno subito identificato la donna che in lacrime, agitata e con una ferita sanguinante al setto nasale ha riferito di essere stata aggredita fisicamente e minacciata di morte dal compagno dopo un litigio per futili motivi. Ai militari la vittima ha raccontato che le violenze e i maltrattamenti andavano avanti da tanto tempo, praticamente dall'inizio della loro convivenza risalente al 2024. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale. Il convivente, originario dell'Est Europa, è stato invece arrestato e su disposizione della procura trasferito nella casa circondariale. Il giudice ha poi convalidato l'arresto e applicato a carico dell'uomo la misura dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi alla vittima e ai luoghi da lei frequentati. Siamo a Padova perché più di 30 kg di gioielli recuperati in un'operazione a marzo contro i furti in abitazione che aveva sgominato una banda che riciclava oro tra Padova e Vicenza. I carabinieri hanno pubblicato online le foto dei preziosi per trovare il proprietario e anche le spiegazioni su come visionare queste immagini. Sentiamo ancora Valentina Visentin. Oltre 500 fotografie di gioielli, orologi, pietre preziose, refurtiva che i carabinieri di Padova hanno recuperato a marzo durante un'operazione che aveva sgominato una banda di ladri che facevano riferimento a 2 orafi di Vicenza e Padova che fondevano l'oro trasformandolo in lingotti. I militari hanno catalogato tutto il materiale recuperato e hanno pubblicato la foto nella speranza di poter trovare i legittimi proprietari. 30 kg di monili per un valore di oltre 1.600.000 euro. Possono essere proventi di furto avvenuto in zone diverse dal Veneto, magari regioni limitrofe e fermo restando il valore di alcuni che è un valore economico rilevante e anche il valore affettivo che ha un peso non indifferente, specialmente per beni che possono essere ricondotti a una famiglia, agli antenati, ai genitori. Le foto sono state caricate sul sito dell'Arma dei Carabinieri. Chi ha subito un furto deve accedere alla sezione In vostro aiuto, cliccare sul servizio Banche Dati, quindi inserire oggetti recuperati e come luogo la città di Vicenza e la data del 13 marzo 2025. Da qui si potranno consultare le foto e in caso di riscontro positivo contattare i Carabinieri. Per tornare in possesso del bene ovviamente e quindi dissequestrarlo, sono beni tutti sequestrati, è necessario avere documentazione
investigazione, documentazione sia che può essere anche fotografica, insomma, riuscire a dimostrare la particolarità o l'età di acquisto del bene. Si spera di ricostruire la cronologia e la geografia dei furti avvenuti in Veneto ma anche fuori regione. L'indagine conclusa a marzo aveva portato alla scoperta di 2 laboratori dove veniva riciclata la refurtiva. Uno a Vicenza, dove in una parete di cartongesso erano stati trovati 380.000 euro in contanti, mentre a Gazzo Padovano c'era la fonderia dove i gioielli rubati venivano trasformati in lingotti. Indagati 2 orafi e una settantina di persone accusate di ricettazione. I furti in abitazione sono reati difficili da scoprire ma che incidono sulla percezione di sicurezza. Durante l'estate nel territorio del Padovano c'è stata una recrudescenza, soprattutto nell'Alta Padovana, dove anche nei giorni scorsi i ladri sono entrati in azione a San Giorgio delle Pertiche. Per i carabinieri il contrasto ai furti dunque rimane una priorità per tutelare i cittadini. Il fenomeno è sotto controllo e, ripeto, per me l'aspetto più problematico del fenomeno è la violazione della privacy, quindi sono reati che incidono di più sulla percezione di sicurezza. Attenzione, fate attenzione ai finti tecnici dell'Enel, finti tecnici del gas, finti carabinieri addirittura, finti poliziotti, perché usano stratagemmi di ogni genere per entrare nella vostra abitazione. A Brendola però il finto tecnico è stato smascherato e la truffa sventata. Ad invitare i cittadini all'attenzione su possibili tentativi di truffa è il sindaco Bruno Beltrame, che segnala sulle pagine social del comune un intervento di qualche giorno fa da parte della polizia locale, in cui è stato sventato un tentativo di truffa con falsi operatori che, con la scusa ci fossero delle perdite d'acqua, hanno tentato di introdursi in un'abitazione. Truffa sventata anche grazie alla solerzia del residente, che, insospettito, ha subito chiamato le forze dell'ordine. A tal proposito il primo cittadino rinnova l'invito all'attenzione. La raccomandazione che facciamo a tutti è innanzitutto di non aprire mai gli sconosciuti. Se avete dei problemi, dei dubbi, chiamate il gestore dell'acqua o il gestore dell'energia elettrica o del metano quando si spacciano questi gestori, oppure meglio ancora chiamate il 112 che prontamente uscirà o i carabinieri o i vigili urbani. Dunque, andiamo avanti con una notizia che riguarda il funerale di Riccardo De Anna. Oggi pomeriggio in Duomo a Montebelluna saranno celebrate le esequie del 36enne morto sabato scorso durante un'escursione in montagna precipitando dalle torri di Neva. Libero tra le tue amate montagne hanno fatto scrivere i familiari nell'epigrafe del giovane, la cui scomparsa ha sconvolto e addolorato la comunità di Montebelluna, in cui Riccardo, grande appassionato di montagna ed alpinista esperto, era molto inserito, facendo parte anche della squadra del Palio di Posimon. Riccardo lascia la mamma Ornella e le sorelle Elisabetta e Monica. Andiamo a Bassano e vediamo cosa è successo con i PFAS in Consiglio Comunale, una polemica che dura da molto tempo. Vediamo. I PFAS arrivano in Consiglio Comunale a Bassano e, come era prevedibile, causano pure una bagarre in aula. Le opposizioni hanno messo sotto il naso dell'amministrazione di Nicola Finco un provvedimento per capire la situazione in città dopo la diffusione dei dati raccolti da un comitato cittadino e dall'Associazione delle Mamme No PFAS. L'interrogazione della minoranza prende infatti le mosse dai risultati dei campionamenti fatti dai privati. A ribadire la qualità dell'acqua che esce dai rubinetti dei bassanesi è l'assessore all'ambiente. Gli enti preposti hanno analizzato i risultati analitici alla luce di tutti i dati tecnici a disposizione e degli storici dei monitoraggi esistenti in rete, alle fonti e in falda, evidenziando che i dati delle campagne private sono risultati incoerenti. Tutto ciò premesso, gli enti preposti hanno confermato che i valori rilevati in rete dal laboratorio di ARPAV sui campioni effettuati dall'USI confermano il tenore di 50 nanogrammi litro di PFAS, che si ribadisce essere al di sotto dei limiti fissati dalla legge per le acque potabili. La risposta di Viero non è piaciuta ai dirimpettai dell'opposizione, che annunciano battaglia sull'argomento. A nostro avviso, dal lavoro che stiamo svolgendo di ricerca, approfondimento e studio, a Bassano c'è un problema relativo all'acqua. Il fatto che qualcosa sia sotto una norma significa sostanzialmente che non siamo in un contesto di sicurezza ambientale garantita, ma siamo nel rispetto della norma.
Insomma, per le minoranze l'acqua è buona, ma solo per decreto. Molte aree, compresa quella di Bassano, erogano acqua potabile, che definiscono potabile, che in tanti altri stati d'Europa non è potabile. Con i valori che sono stati rilevati a Bassano, lo stesso pozzo non potrebbe erogare acqua potabile se fossimo in Danimarca, in Canada e in altri paesi. Il dato di 50 nanogrammi confermato da ETRA in 2 campionamenti è per l'opposizione cittadina un punto di partenza per un nuovo ragionamento. 50 nanogrammi litro, il legislatore adesso stabilisce che sono oltre e sono sotto la soglia di legge che per convenzione è fissata ai 100 nanogrammi litro nel caso specifico, ma sono tantissimi. La tendenza dovrebbe essere il più possibile vicino allo zero. Allora, restiamo a Bassano del Grappa per la questione delle scuole per le quali servirebbe un cambio di passo, aveva detto il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia rivolgendosi al sindaco Nicola Finco, ed ecco la risposta del primo cittadino. Le scuole rimangono oggetto del dibattito politico cittadino. Mentre le elezioni proseguono regolarmente nelle sedi vecchie e nuove, era rimasta in sospeso la richiesta che Fratelli d'Italia, tramite il coordinatore Nicola Giangregorio, aveva fatto senza giri di parole all'amministrazione di Nicola Finco. È arrivato il momento di cominciare a guardare l'edilizia scolastica sotto un altro punto di vista, che non è solamente quello di così intervenire a spot cercando di sistemare comunque delle scuole che hanno una media qui a Bassano di almeno 55 anni. Una richiesta di cambio di passo alla quale il primo cittadino risponde così. Il cambio di passo c'è stato fin dal primo giorno del mio insediamento, in quanto rispetto al passato ho fatto il tavolo per il riordino scolastico, mettendo assieme tutti ovviamente gli attori che hanno interesse sul mondo della scuola. Ho fatto un controllo su tutte le scuole, e tanto è vero che abbiamo stanziato quasi 90.000 euro in somma urgenza per fare una serie di interventi, e il prossimo anno andremo anche a fare delle opere importanti, e inoltre stiamo andando avanti con la progettazione della nuova Canova a sud di Bassano per un investimento di quasi 10 milioni di euro. Quindi il tema della scuola è sempre stato tra i primi punti della mia azione amministrativa, e lo stiamo dimostrando con i fatti. Entrando nel dettaglio del dibattito, alla proposta di Fratelli d'Italia di rivedere la geografia scolastica cittadina demolendo la Bellavitis, il sindaco risponde conti alla mano. Nella Bellavitis negli ultimi anni sono stati investiti quasi 800.000 euro, e la scuola è sostanzialmente una scuola a posto, che ha avuto tutta una serie di interventi, e quindi oggi pensare di demolirla, insomma, non mi sembrerebbe la soluzione ottimale. Possiamo ragionare magari di un ampliamento, possiamo ragionare sul futuro di quell'edificio, ma pensare a demolire un edificio dove abbiamo appena speso 800.000 euro di questi tempi, insomma, forse non è la migliore delle ipotesi. Servizi di Ferdinando Garavello e di Mirko Cavallina. Adesso Chiara Gaiani ci parla dell'antenna 5G davanti alle poste di Bassano del Grappa, con la protesta del Consiglio di quartiere e la risposta dell'assessore all'ambiente Andrea Viero. Il cantiere in area di proprietà del comune di Bassano è partito, ma i cittadini dei nostri microfoni, per voce di Paolo Conci, vicepresidente del Consiglio di quartiere Centro, lamentano che il percorso per l'installazione di questa antenna 5G in piazza Paolo VI non li ha coinvolti. Se sul fronte salute le armi sono spuntate, i cittadini chiedevano di poter esprimere un parere sul contesto urbano di inserimento dell'antenna, che sorgerà davanti alle poste tra il Teatro da Ponte e il Tempio Ossario. A rispondere ai cittadini è l'assessore all'ambiente Andrea Viero. Io ricordo che il percorso che ha portato all'approvazione del regolamento è partito ancora nel 2021, sono stati fatti incontri pubblici, sono state fatte assemblee anche con i consigli di quartiere, e dal Consiglio Centro Storico sono arrivate 0 osservazioni all'epoca. Il comune, ricorda l'assessore Viero, deve attenersi alla normativa nazionale. Abbiamo cercato nei mesi scorsi anche di trovare delle alternative rispetto a quel sito, ma quello alla fine è il risultato quello più idoneo. Le manovre che un'amministrazione può fare noi le abbiamo fatte, abbiamo fatto un regolamento cercando di gestire quello che è l'installazione delle stazioni radiobase, abbiamo cercato anche di limitarne appunto la diffusione. La normativa però nazionale è chiaro che va incontro ai gestori di un servizio che sta diventando ovviamente di primaria importanza. Andiamo in pubblicità, ma state con noi perché avremo tra poco qui in diretta l'assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile Giampaolo Bottacin, tra pochissimo.
Saluto e ringrazio molto l'assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile, l'ingegner Giampaolo Bottaccini. Ingegnere. Buongiorno, buongiorno, grazie per l'ospitalità. Grazie a lei per essere di nuovo qui con noi. Allora, oggi è uscito un articolo del Gazzettino a tutta pagina in cui si parla di una polemica interna alla Lega sui falò. Vediamo il titolo: Falò, la stretta di Palazzo Balbi contestata dalla Lega, inutile. Ci sono le foto dell'assessore di Alberto Villanova. Di cosa si tratta, assessore? Ma leggendo l'articolo sembrerebbe che Palazzo Balbi, quindi la Giunta, quindi sottoscritto, anche se i provvedimenti vengono approvati da tutta la Giunta, avrebbe vietato i falò, i cosiddetti pan e vin, Brusa alla Vecchia, insomma a seconda delle zone del Veneto hanno nomi diversi. In realtà non è così. Non è così perché noi sapete che siamo stati condannati dall'Europa per il superamento del PM10 e quindi siamo in procedura di infrazione, siamo già stati condannati per un problema di qualità dell'aria, dove il PM10, che si origina dalla biomassa, crea particolari problemi che sono dati misurati, oggettivi, e ci siamo dentro tutte e quattro le regioni del bacino padano: il Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. In realtà però abbiamo ritenuto importante tutelare le nostre tradizioni, e quindi le leggi nazionali di recepimento delle norme europee prevedono che siano vietati gli abbruciamenti, ma per quanto riguarda gli eventi tradizionali ci sia la possibilità di mantenerli. E così abbiamo fatto, abbiamo concordato con i sindaci, le province, di definire, dare una regolamentazione a questo. Sostanzialmente diciamo che si può bruciare legna secca e non altre sostanze, quindi legna secca e pulita, quindi non contenenti inquinanti pneumatici come accadeva 30-40 anni fa, o tessuti o altro materiale, e si possono fare 2 eventi all'anno. Abbiamo concordato anche perché 2 eventi all'anno sono quelli che effettivamente si fanno. In alcuni casi se ne fa uno solo. Dalle mie parti tendenzialmente si brucia la Vecchia a metà Quaresima, in alcune realtà invece c'è il 6 gennaio, il pan e vin, poi ce n'è uno più avanti, ma da nessuna parte ci risulta che ce ne siano più di 2, e quindi abbiamo detto se ne fanno 2, vanno comunicati, e l'obiettivo è quello di utilizzare appunto sostanze non inquinanti. Questo è quello che è stato fatto. Ora, questo articolo francamente mi ha lasciato un po' perplesso, e vi ringrazio per darmi la possibilità di chiarire e rassicurare tutti i veneti che non ci sarà alcun blocco del pan e vin, verranno garantite le tradizioni con 2 eventi all'anno. E non vuol dire, attenzione, sottolineo un aspetto, non vuol dire che ogni comune può fare un falò solo, perché nel nostro deliberato, che peraltro è passato anche in Consiglio, in Commissione, è stato approvato dalla Lega insieme a tutti gli altri della maggioranza, si parla di evento, il che significa che un sindaco lo autorizza nel suo comune in occasione dell'evento, il pan e vin, ma se tradizionalmente in quel comune, faccio un esempio, venivano fatti 3 falò, può autorizzare 3 falò, perché si parla di evento, non di numero di falò. E su questo abbiamo dato un chiarimento anche alle province, formale come regione, nei giorni scorsi, proprio per spiegare che si parla di evento. Quindi non vedo motivi di creare questo allarmismo, creare questa polemica interna. Sono rimasto perplesso, vi ringrazio però per la possibilità di chiarirlo. Nell'articolo si fa riferimento, diciamo, a Alberto Villanova, una posizione divergente. Allora, io ho fatto il capogruppo tanti anni fa in regione, ed è un lavoro complesso, soprattutto quando il gruppo è grande come quello della Lega. E Villanova non fa parte della seconda commissione, che è quella competente in questo ambito, e probabilmente non aveva percepito bene quello che era stato approvato in commissione.
però mi sono sentito anche con alcuni commissari di quella commissione della Lega stamattina e abbiamo convenuto tutti che non c'è nessun tipo di allarmismo, nessun tipo di problema, quindi probabilmente Alberto, non avendo, come dire, contezza precisamente del provvedimento, è uscito così, ma insomma io condivido quello che dice lui, che alcune posizioni dell'Europa sono eccessivamente intransigenti, ma questo non vuol dire che deve essere bloccato tutto, chiuso tutto. Negli anni scorsi un mio ex collega della Lombardia qui in Veneto disse in maniera provocatoria: se dobbiamo rispettare la normativa europea che sta venendo avanti, noi dovremmo deportare tutti i cittadini del bacino padano. Ovviamente penso che nessuno voglia fare questo, e quindi dobbiamo equilibrare la situazione mantenendo le aziende, dando la possibilità ai cittadini di accendere il riscaldamento domestico. Ovviamente stiamo facendo tutta una serie di azioni, la rottamazione delle vecchie auto, diamo i contributi per la rottamazione delle stufe, peraltro è aperto il bando, diamo finanziamenti per l'efficientamento degli edifici, sono stati sostituiti tanti mezzi pubblici, insomma si sta lavorando per migliorare la qualità dell'aria, ovviamente non in maniera drastica come qualcuno potrebbe ritenere che sia necessario fare. Ecco, Assessore, intanto grazie per questo chiarimento. Ovviamente non possiamo non chiedere delle ultime ondate di maltempo. Lei negli ultimi anni l'abbiamo sempre vista in prima linea su calamità di vario genere, nuovamente allagamenti per via dei cambiamenti climatici, precipitazioni intensissime, stanotte forti grandinate. Vediamo il servizio di Francesca Bozza. Prima i lampi e i tuoni, poi la grandine. Dal Veronese al Vicentino, passando per la Marca Trevigiana, il Veneto è tornato al centro di una violenta perturbazione che ha portato in diverse zone della regione forte pioggia, accompagnata da folate di vento e grandine, fortunatamente non di grosse dimensioni, salvo qualche eccezione come a Quinto di Treviso. Impressionante il blocco di ghiaccio formato da piccole sfere raccolto da una donna nel giardino della sua abitazione. Il maltempo inizialmente aveva investito la provincia di Verona e Vicenza, per poi spostarsi nel Trevigiano investendo l'area della Pedemontana, Valdobbiadene, Crespano, ma anche San Biagio di Callalta, Treviso e appunto Quinto. Grandinate fortunatamente di piccole dimensioni ma molto abbondanti, che in pochi minuti hanno ricoperto strade, marciapiedi e giardini di un tappeto bianco simile a neve che invece è scesa per davvero a pienezze per la prima nevicata della stagione. Una perturbazione che ha portato anche ad un sensibile calo delle temperature, archiviando definitivamente l'estate. Ecco, Assessore, allora, ieri allagamenti, noi siamo stati a Badia Polesine, a Trebasele, a Noale. Possiamo dire che in questo caso non ci sono bacini di eliminazione che tengano, nel senso, quando arrivano queste bombe d'acqua è quasi inevitabile ritrovarsi in ammollo, o no? Allora, il tema è particolarmente complesso, peraltro la grandine l'ho presa anch'io perché ieri sera ero a Verona e peraltro in un incontro dove si parlava appunto di calamità naturali. Evidenziamo una cosa, primo elemento: in Veneto abbiamo registrato negli ultimi 30 anni un incremento della temperatura media di 1,5 gradi e questi sono dati certificati da ARPAV e sono documentati, misurati, misurabili, quindi sono oggettivi. Questo incremento della temperatura media genera un incremento della frequenza dei fenomeni meteo estremi. I fenomeni meteo estremi possono essere prolungati nel tempo, quindi le grandi piogge, penso all'Acqua Granda, penso a Vaia, quelle che durano parecchie ore, come è stato per esempio in Emilia-Romagna, 48 ore di pioggia continua, e questo tipo di eventi genera dei problemi sui corsi d'acqua principali, perché si alza il livello del corso d'acqua e il rischio è quello o di sormonto, ma per evitare il rischio sormonto sono stati realizzati i bacini di laminazione, oppure della rottura arginale, e anche su questo fronte abbiamo investito e stiamo investendo centinaia di milioni di euro. Diverso è il caso invece degli eventi meteo che durano poco, quelle che giornalisticamente vengono chiamate appunto le bombe d'acqua. Sono nubifragi molto violenti in archi temporali molto ristretti, e in questo caso non sono i corsi d'acqua che esondano,
sono le reti di smaltimento delle acque meteoriche che non riescono a smaltire l'acqua. Faccio alcuni esempi. Qualche settimana fa a Bibione abbiamo registrato 245 mm di pioggia, c'eravate anche voi come sempre a testimoniarlo, nell'arco di 8 ore. Il record precedente era 122, la metà. La stessa cosa è accaduto l'anno scorso a Nervesa della Battaglia, col Piave che era bassissimo, dove abbiamo registrato nell'arco di un'ora oltre 100 mm di pioggia. Il record precedente era inferiore a 50 mm di pioggia. Avete citato Badia Polesine, lì vicino c'è 300, a 300 nel giro di mezz'ora sono caduti quasi 60 mm di pioggia. Di fronte a questi quantitativi o le reti di smaltimento, quelli che comunemente chiamiamo i tombini, vengono rifatti, e non è una questione di pulizia, devono essere proprio rifatti con dimensioni dei tubi, per essere molto pratici, più grossi, oppure non si riesce a smaltire l'acqua, che non arriva neanche ai corsi d'acqua, allaga prima di arrivare. Esatto. Non è il corso d'acqua che esonda, ma è l'acqua che non riesce ad arrivare in tempo ed essere smaltita nei corsi d'acqua che la devono contenere. Quindi è un'azione, noi come Regione abbiamo la competenza sui corsi d'acqua principali e secondari in montagna e collina con i servizi forestali, in pianura attraverso i consorzi di bonifica. Qui si parla di reti di acque meteoriche che evidenziano una difficoltà nello smaltire questi quantitativi d'acqua che una volta non accadevano. Questo viene evidenziato anche da uno studio del professor Marani, che è titolare del corso di ingegneria sul rischio idrogeologico dell'Università di Padova, con il quale insomma ci confrontiamo, che ha evidenziato proprio che l'incremento maggiore nella frequenza è di questo tipo di fenomeni, i nubifragi in archi temporali ristretti. E qui se cadono 245 mm in 8 ore, pensate che l'Emilia Romagna con 360 mm ma in 48 ore si è allagata tutta. Allora è evidente che c'è ancora molto da fare. Io prima citavo oltre 2 miliardi di euro di investimenti fatti dalla Regione, ma il piano che si è dato alla Regione vale 4 miliardi, quindi il mio successore, che arriverà dopo il 23 novembre, ne avrà ancora molto da fare e mi auguro da cittadino che insomma continui in quest'opera, perché è un'opera assolutamente importante e che diventa sempre più importante ogni giorno che passa, visto che appunto, come ho detto e ripetuto, l'aumento della frequenza di questi fenomeni continua a esserci, cioè continuano ad aumentare. Legambiente nel suo rapporto dice che dal 2015 al 2025, in 10 anni, gli eventi catastrofali sono cresciuti del 485%. E quindi dobbiamo adattarci a questi cambiamenti climatici facendo delle opere che consentano di avere il minor rischio possibile e di avere i minori danni possibili. Ecco, Assessore, quindi si può dire che diciamo, i negazionisti dei cambiamenti climatici non hanno più frecce al loro arco, si potrebbe dire, no? Nel senso, qui non si è, perché si dice è sempre successo, sì, ma non con questa intensità e questa frequenza. Ma guardi, io non sono complottista, non sono negazionista, non sono neanche politico, a dire la verità, voi siete testimoni, vengo raramente ai dibattiti politici nonostante i suoi inviti frequentissimi, ma ho cercato di trasferire la mia competenza professionale nell'ambito amministrativo, sperando di aver dato un valore aggiunto su questo. Quindi mi baso su dati, sono per deformazione professionale, certo. Sono un ingegnere, mi baso su dati oggettivi, misure, e quindi cerco di dare delle risposte in base a questo, dopodiché i dati sono consultabili a tutti e quindi insomma... Ecco, Assessore, 2 parole sulla politica, ricordando che oggi c'è il vertice, dovrebbe esserci, non si sa bene se oggi o domani, perché oggi arriva Giorgia Meloni e non si sa se faccia in tempo poi a riunirsi con gli altri leader del centrodestra, ma insomma tra oggi e domani in teoria dovrebbe esserci il nome del nuovo candidato. Facciamo il punto del candidato del centrodestra qui in Veneto, facciamo il punto della situazione con un servizio che riepiloga un po' quelle che sono le fibrillazioni all'interno della coalizione. Vediamo. Se noi avessimo corso da soli con la Lega della lista Zaia, insomma, potevamo essere anche autonomi ed indipendenti. Ecco, questo
detta per essere stati molto chiari. Stiamo facendo un sacrificio in nome della coalizione con cui governiamo anche a Roma, ecco. Ma in Veneto questo per noi insomma è un sacrificio. A poche ore forse, ma non è certo, dalla resa dei conti sul nome del candidato, la situazione nel centrodestra è questa e viene da chiedersi se anche dopo che la scelta sarà fatta lo stato di tensione cambierà. Difficile perché quando sarà svelato il giallo l'una o l'altra parte sarà comunque rimasta scottata e con tali premesse si avvierà una campagna elettorale a rischio schizofrenia. Sandon Haring parla di sacrificio del carroccio a restare uniti. Claudio Borgia mantiene la plomb ma a denti strettissimi. Dovremmo fare una campagna elettorale insieme, quindi non credo che sia il caso di continuare a polemizzare o ad alzare il livello. Cerchiamo di evitare di polemizzare ancora di più perché tra qualche settimana dovremo tutti correre uniti per lo stesso presidente, perché lo dobbiamo dire ai veneti che sarà impossibile che il centrodestra si romperà, perché dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Tutti uniti sì, ma Lega e Fratelli d'Italia sembrano essere come quelle rette parallele che non si incontrano mai, tantomeno sul nome del candidato, sentire per credere il leader regionale dei meloniani. Spesso, e non crediate sia facile, anch'io nei contesti del mio partito, un partito che oggi rappresenta quasi un Veneto su 4, ho delle pressioni perché non tutti sono disposti ad accettare supinamente una pseudo decisione come quella che qualcuno andrebbe raccontando. Intanto, manco a farlo apposta, arriva il capogruppo del Carroccio in regione che, forte del manifesto di Zaia fresco di poche ore, lancia la riscossa. In questi mesi c'era chi esultava ancora prima di aver giocato la partita e tra questi penso che molti oggi abbiano avuto un cattivo risveglio. La Lega è pronta a giocare la prossima battaglia, non ha nessuna voglia di arrendersi, mettendo in campo il suo asso principale che si chiama Luca Zaia. Noi di fronte abbiamo un obiettivo politico molto importante, che è quello di far diventare Alberto Stefani il prossimo presidente della Regione Veneto, in continuità con l'amministrazione di Luca Zaia. Ma soprattutto abbiamo un altro obiettivo, che è quello di far confermare la Lega come primo partito nella nostra regione, primo partito in Veneto. Siamo sicuri che i riferimenti all'esultare e al brusco risveglio siano destinati soltanto al centrosinistra? Saremmo propensi a dire di no. Da par suo, De Carlo, che sulla Lega, primo partito in Veneto, avanza sicuramente qualche dubbio, è ben chiaro sul lancio anticipato di Alberto Stefani. Se fosse deciso, perché non avremmo dovuto dirlo? Non c'è nessun motivo per cui c'è un centrodestra che si riunisce e che sta cercando il miglior candidato possibile. Io sono contro queste forzature eccessive. L'unico punto di accordo allora resta il pressing su Roma. Sia come sia, finisca l'incertezza. Adesso credo che sia tempo di finire la melina e di cominciare ad avere un candidato. Servizio di Nicola Zanetti, assessore, al di là del candidato, vedremo se sarà scelto tra oggi e domani o se bisognerà aspettare ancora, sembra certo che il presidente Zaia si candiderà come capolista in tutte le province. Questo per la Lega, qualcuno dice, sarebbe un booster, cioè aiuterebbe la Lega ovviamente a fare un exploit. Cosa ne pensi? Beh, penso che sia oggettivo, un dato oggettivo. Insomma, il presidente Zaia ha un consenso rilevantissimo in Veneto e di conseguenza è certamente un valore aggiunto per la lista Lega, poiché mi pare sia tramontata, ripeto, seguo poco le questioni politiche, ma poiché mi pare sia tramontata l'ipotesi della lista Zaia, evidentemente la sua presenza in tutte le liste, cioè in ogni collegio elettorale, penso che sia un valore aggiunto non indifferente per la Lega. Penso che questo sia un dato oggettivo, insomma, ci sia poco da discutere. Ecco. Certo. Assessore, la ringraziamo molto davvero per essere stato con noi. Spero Grazie di vederla, a voi. Se vuole anche la sera, anche se poi la sera c'è ovviamente, ci sono le urla, le grida, io so che lei preferisce, insomma, ha una plomb quasi britannico e preferisce non partecipare a queste risse. Grazie Assessore. Grazie a voi, grazie a voi, buona giornata. A presto. Andiamo in pubblicità con Francesco Cerone e Mattia Pizzaia. In regia torniamo subito, a tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, a Oderzo è stato l'ultimo giorno di attività della storica pescheria, un'area che verrà qualificata ad uso abitativo non senza qualche
rammarico da parte dei cittadini che considerano questo luogo non solo negozi, ma patrimonio sociale della comunità. Sentiamo Lucio Zanato. Pescheria di Oderzo addio. Mercoledì 24 settembre 2025 è stato l'ultimo giorno di attività di questa struttura ultracentenaria sotto il campanile del Duomo e 2 passi dal Torresino. Un pezzo della città che cambierà in un'importante opera di riqualificazione abitativa. A resistere fino all'ultimo la famiglia legata da oltre 60 anni al commercio del pesce. Poi l'accordo con il comune, proprietario del terreno, e il trasferimento vicino alla stazione dei treni. E nell'ultimo giorno tante le emozioni sia di chi ha portato avanti l'attività e chi tra questi banchi è stato cliente. Questa era la storia di Oderzo, perché anche stamattina parlavo con i clienti, erano tutti amareggiati perché dicevano che la pescheria in Oderzo ci deve essere. Noi siamo gli ultimi superstiti del mercato, perché qui una volta c'erano tutte le bancarelle del pesce. Qua, quando c'era anche il mercato del bestiame nel Foro Boario, si iniziava a lavorare alle 4 del mattino e già si vendeva. Non solo pesce, ma già oltre un secolo fa anche frutta e molto altro, in quello che oggi definiremo un centro commerciale. Pescheria è 150 anni che esiste qua in Oderzo. E adesso tutto questo a Oderzo si è perso. Con 150 anni alle spalle c'è chi spera che la riconversione tenga conto della storicità, ma intanto un po' di magone resta. A noi ci dispiace lasciare il mercato perché è vita. Il mercato è vita, la gente viene fuori per fare 2 chiacchiere, per parlare, per confidarsi. Così tra i ricordi di gioventù emergono anche confessioni di amori mai sbocciati. Dico la verità, questo Renzo qua lo conosco da quando ero piccola e lui lo sa, mi chiama amore perché? Siete stati fidanzati anche? Sì, beh... È un amore platonico. Per molti un rito che non si rinnoverà più. Io vengo da Bensberg, che è vicino a Colonia, e d'inverno sono sempre qua, mi conoscono ormai e mi dispiace tantissimo perché sono proprio affezionata. Testimonianza di come i luoghi siano soprattutto comunità. Una riflessione per chi ha in mano il futuro di questo pezzo della città millenaria che con la sua archeologia racconta ogni giorno come in fondo niente sia definitivo e tutto scorra, come le acque del Monticano ai piedi del Torresino. Lucio Zanato, servizio in punta di penna, e adesso vediamo ad un anno dalla scomparsa indimenticabile Sammy Basso, i genitori e gli amici hanno organizzato un grande concerto per il 4 ottobre. Vanessa Banzato. Si sta avvicinando il primo anno, non è semplice, assolutamente non è semplice, perché sì, lui se n'è andato ma non se n'è andato, perché è qua, continua a fare tanto movimento, tanto rumore, continua a fare tante belle cose. Sammy, Wish You Were Here è il titolo del concerto in programma il prossimo 4 ottobre al Palo Broker di Bassano, ma in realtà è il desiderio di tante persone che vorrebbero fisicamente ancora qui Sammy Basso, il giovane biologo scomparso la notte tra il 5 e il 6 ottobre dello scorso anno, lasciando un enorme vuoto attorno a sé. Uno scienziato che ha dedicato la sua vita alla ricerca per la cura della progeria, malattia da cui era affetto e che l'aveva portato a raggiungere importanti risultati che stanno proseguendo tutt'oggi, grazie anche al lavoro portato avanti dall'associazione AIPROSAB. Così, a un anno dalla sua morte, i genitori e gli amici hanno organizzato un importante appuntamento con la musica dei Pink Floyd, che tanto amava Sammy. Si farà tanta festa come piaceva a lui. Lui amava proprio circondarsi di gioia, di felicità. Lui diceva sempre che un sorriso, che la gioia salverà il mondo. Tutto il ricavato di questo concerto poi andrà tutto alla ricerca. La nostra associazione sta facendo veramente tantissimo. E Sammy, dalla grande fede e dalla grande mente, solo qualche giorno prima del tragico malore che gli è costato la vita, era stato in Cina per un convegno scientifico, dove aveva incontrato anche le famiglie di giovani affetti come lui da progeria. È stato molto importante per lui aver dato a queste famiglie un messaggio molto importante. Lui
28enne che girava il mondo per portare a conoscenza della sua malattia, lui con 2 lauree, lui che era diventato ricercatore sulla sua malattia, e dunque per queste famiglie è stato veramente un'infusione di positività. Quella positività, quel bene che lui ha dato a tante persone e che sta tornando indietro più forte che mai in un abbraccio a mamma Laura e papà Amerigo. Ci hanno fatto capire quanto Sammy aveva dato loro e quanto ancora continua a dare. Ecco, per noi è difficile, è difficilissimo, però ci aiuta tanto ad andare avanti. E non poteva esserci brano più adatto di Wish You Were Here. Mi piacerebbe che tu fossi qui, il titolo del brano e della mitica chitarra 12 corde di David Gilmour dei Pink Floyd. E vediamo gli ospiti di questa sera a Focus: Pietro Bean, Paolo Benvenu, Marco De Blasis, Barbara De Nardi, Silvia Fattore, Francesco Rucco, Luciano Sandonà, Riccardo Szumski e Cristina Zanini. È tutto per oggi, grazie molte a Francesco Cerone e a Mattia Pizzai in regia, buona giornata, arrivederci.